Signori, mentre stavo registrando il video di Sterling, è arrivato inaspettatamente, anche se in maniera non tutto inaspettata, perché oramai questa trattativa la conosciamo ormai da giorni, ve ne ho già parlato, vi avevo già detto che era già stato trovato l'accordo, c'era giusto un problema sui diritti d'immagine e altre cosine da sistemare per il Napoli. Lo sapete, Napoli quando fa i contratti ci stiamo a settimane prima di parlare dei diritti d'immagine. Vabbè, a parte tutto, è arrivato proprio l'Here We Go di Fabrizio Romano e quindi lo possiamo dire ufficialmente: Vanja Milinkovic-Savic è un nuovo giocatore del Napoli. Va bene, arriverà a titolo definitivo dal Torino per 21 milioni. Perché 21 milioni? Non lo so perché 21 milioni, forse per delle commissioni, qualcosa. Va bene, la clausola era di 19 milioni, ma va bene così, non fa niente. Comunque accordo completato anche con il calciatore, quando io vi ho detto c'è qualcosa da sistemare per i diritti d'immagine, beh, tutto completato, va giù, il pagamento sarà diviso in 4 anni, quindi in 4 anni il Napoli andrà a dare al Torino 21 milioni. Oh, signori, allora, buongiorno e ben ritrovati, non so se vi ho salutato, non mi ricordo più. Ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Se volete rimanere sempre aggiornati con tutte le notizie di calciomercato, il gruppo Telegram in descrizione è gratis. Ho già bestemmiato questo pomeriggio, va bene, per l'eliminazione in SQ1 di Hamilton, vabbè, lasciamo perdere, non voglio parlare, ma la sospensione nuova, non la sospensione nuova. La verità è che la Ferrari sta inguaiata, abbiate un attimo di pazienza, ma scusatemi l'off topic, ma va bene, a parte tutto. Allora, signori, parlando un attimo di Miretti, perché vi parlo di Miretti? Perché io nei giorni scorsi vi avevo parlato proprio di Miretti, che il Napoli era in chiusura per Miretti di qua e di qua, di qua e di là. Notizia che poi vi avevo portato, che era proprio di attenzione, Norris fuori in questo momento, clamoroso, sarebbe clamoroso. Norris fuori in questo momento, ma non penso che lo metteranno fuori, in effetti c'è Fucsia nel secondo settore, perché si parlava di un accordo intorno ai 10 milioni di euro, va bene? No, perché vi dico no? Perché la richiesta della Juventus per Fabio Miretti è una valutazione di 16-18 milioni di euro. E non di meno, così ci dice Sky Sport in questo momento. Giovanni Manna invece spera di riuscire a strappare l'ex Genova per una cifra più bassa, va bene? Piastri deve accendere un giro alla Madonna, Piastri, decimo, cioè per 40 millesimi fuori, clamoroso si è salvato per 40 millesimi, incredibile veramente. A parte questo, la cifra più bassa, no? Il Napoli si spingeva massimo fino ai 10-15 milioni per acquistarlo. Mo dovremmo vedere se il Napoli Sky Sport io detto siamo in chiusura di qua e di là, invece a quanto pare non siamo in chiusura per nulla, ma proprio per nulla. Vabbè, a parte questo, però ci sarà una valutazione nei prossimi giorni. Il possibile arrivo di Miretti dipende anche dal futuro di Vergara, quindi Napoli sta vedendo se riuscirà a piazzare Vergara o Vergara rimarrà con il Napoli. Allora, il Pisa, c'è stato un incontro interlocutorio fra il Pisa e il Simeone. Nei prossimi giorni i nerazzurri rivedranno gli agenti dell'argentino, la trattativa resta complicata ma c'è ottimismo da parte del Pisa. E poi è ufficiale, Sirin Gonge è un nuovo giocatore del Torino, il Berg si trasferisce in prestito oneroso a 1 milione con diritto di riscatto fissato a 17 milioni. Quindi se tu vai a fare la trattativa, il Napoli l'ingaggio di l'acquisto, scusatemi, di Milinkovic-Savic e anche in generale questi 17 milioni che ti entrano lo vai ad ammortizzare molto molto bene, vabbè. Quindi staremo a vedere. Ieri è successo un po' di diatriba ai tifosi con il Napoli, vabbè, non voglio parlarne perché non so nello specifico, comunque è successo bordello, vabbè, lasciamo perdere perché il Napoli ha detto un orario, non hanno rispettato l'orario, i tifosi sotto la pioggia, vabbè, comunque è ufficiale anche il Michael Fororuscio, nuovo giocatore del Cagliari, l'italiano si trasferisce in prestito secco con diritto di riscatto fissato a 8 milioni.
Folorush che secondo me è da prendere al fantacalcio, quindi stiamo attenti. Poi il Napoli ha sondato Samuel Lino, l'Atletico Madrid, ma gli offre 5 milioni netti come invece ha fatto il Flamengo, quindi il Flamengo in questo momento è più avanti a livello di soldi, di ingaggio. E Samuel Lino se ne vuoi o Flamengo in Brasile, tanto piacere. E poi c'è la vicenda Mazzocchi, ragazzi, la vicenda Mazzocchi, perché Mazzocchi negli ultimi giorni ha rifiutato sia la Cremonese e il Pisa nelle ultime settimane. Quindi il giocatore va piazzato perché giustamente Conte non se ne fa di nulla di Mazzocchi. L'anno scorso lo ringrazierò per sempre a Mazzocchi o a Juve, io già vi ho detto come la penso su Mazzocchi, ma poteva giocare l'anno scorso, poteva fare il soldatino, ma quest'anno ragazzi serve gente con grinta. Io spero che si riesca a prendere Yanglu Sanchez, me lo auguro con tutto il cuore, poi comunque il Sassuolo è un club straniero, sono interessati al terzino, il Napoli chiede 3-4 milioni per cederlo, quindi non è che chiede tantissimi soldi, 3-4 milioni, si potrebbe chiudere la trattativa. Allora, oggi c'è stato, nell'allenamento della seduta di oggi, un infortunio per Romelu Lukaku, va bene? Si è fermato questa mattina. Anzi, vi leggo proprio il comunicato di tutto Napoli, dice Matteo Politano, Gilmour e Buongiorno stamattina hanno svolto un lavoro differenziato in campo, quindi non ci saranno nella partita di domani, sia Politano, sia Gilmour e sia Buongiorno, ma questo lo sapevamo già ampiamente. Assenti sia Anghissà, che lascia il campo dopo i primi blocchi di corsa, problemino muscolare alla coscia destra, e attenzione perché anche domani il Napoli ritornerà in campo e quindi rivedremo Kevin De Bruyne in campo a questo punto, che non c'è Anghissà, il Napoli deve giocare per forza con De Bruyne. E dopo un confronto con i medici, che McTominay e Lukaku, che dopo essersi confrontati con lo staff, mentre svolgevano la prima parte dell'allenamento con i cancelli dello stadio Carciato ancora chiuso, il centravanti belga lascia il terreno di gioco per recarsi in palestra, quindi infortunato sia McTominay e sia Lukaku. Una cosa veramente clamorosa. Allora, questo non è tanto clamoroso perché ragazzi, Conte li sta facendo faticare tanto. Per questo io già vi ho detto con la partita con l'Arezzo si sentono i carichi che sta facendo fare in questo momento Antonio Conte, si sentono veramente veramente tanto. È normale che in questo momento, noi questo dobbiamo vedere, giocatori con la lingua per terra, giocatori che si accasciano dal dolore, che devono avere l'acido lattico prepotente, ma proprio prepotente, significa che allora il Napoli sta facendo una sorta di preparazione che gli permetta di arrivare a fine campionato. Le competizioni sono tante, andrei a giocare sulle 50 partite, spero anche di più, sinceramente, e quindi staremo a vedere. L'ultima cosa, c'è stata oggi la conferenza stampa di Beu che mi hanno fatto una domanda su Ndoi. Vi sentite ogni giorno tu e Ndoi e gli hai detto qualcosa di venire a Napoli, gli dai consigli per venire a Napoli e gli dice cosa dici tu al tuo migliore amico? E qui si è messa a ridere. Parliamo di tutto, della vita, non nello specifico del Napoli, ed è giusto così ragazzi, è giusto. Vorresti giocare con lui? È un mio amico, vorrei sempre giocare con i miei amici, ma non so cosa farà e spero farà ciò che vorrà. Detto questo, io vi saluto, fatemi sapere voi cosa ne pensate di Milinkovic Savic qui sotto nei commenti, sempre e comunque forza Napoli. Ciao,